Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venciu. Come ogni venerdì vi facciamo un po' vedere i lavori che stiamo facendo e come siamo organizzati nei vari periodi dell'anno. Ecco, eravamo in questo vigneto appunto a fare la potatura, ma vi parleremo, come avrete visto anche dal titolo, delle scoriosi, perché potando questo vigneto ci siamo accorti che alcune viti presentavano alcuni sintomi riferibili appunto alle scoriosi e abbiamo detto dai, facciamo questo video e vediamo di condividere con voi, ecco, anche questo argomento. Diciamo, abbiamo parlato con alcuni tecnici alcuni mesi fa e si parlava appunto della problematica delle scoriosi che si sta manifestando in questi ultimi anni, nel senso che in alcuni anni fa era meno presente come sintomatologia, mentre da alcuni anni a questa parte questa malattia sta aumentando, diciamo, la casistica e ovviamente anche i tecnici stanno riscontrando più vigneti colpiti da scoriosi. Ecco la ragione per cui forse si ipotizzava ci fosse un po' più di ritorno, ecco, di questa malattia è perché questa malattia è di natura fungigna, ma dopo magari ne parleremo nella seconda parte, faremo vedere un po' meglio il suo decorso, parleremo, ecco, di cosa si tratta di fatto. Ma ecco, questo fungo praticamente veniva tenuto sotto controllo da alcuni principi attivi, da alcune sostanze, diciamo, fitofarmaci che si usavano durante la fase del germogliamento, la fase precoce del germogliamento. Ecco, da quando almeno nelle nostre zone è stato un po' tolto, sono stati tolti alcuni di questi principi attivi, effettivamente si è visto che siamo un po' scoperti rispetto al controllo di questa malattia, per cui probabilmente questa malattia si sta diffondendo più negli ultimi anni proprio perché forse abbiamo qualche arma in meno da combatterla. Ecco, questa è una vite sicuramente colpita da scoriosi, che comunque manifesta proprio i sintomi classici di questa malattia. Adesso ve la facciamo vedere. Praticamente questi tralci sono colpiti dai scoriosi perché si vedono queste, diciamo, fessurazioni, queste linee che dopo vanno un po' a mosaico a creare un reticolo particolare tipico, ecco, delle scoriosi e si manifestano questi sintomi ovviamente in questo caso nel periodo invernale, possiamo vedere in questo modo. Ovviamente nel periodo invece primaverile si presentano sempre sotto forma di puntini o fissurazioni longitudinali, ovviamente non sul tralcio lignificato ma sul germoglietto che si sta sviluppando, che sta crescendo. Ecco, generalmente questi sintomi colpiscono soprattutto le prime porzioni del tralcio, non nelle porzioni più apicali, ma le prime 2 o 3 gemme. Potrebbe essere anche confusa, volendo, con dei sintomi da grandinata, nel senso grandinata precoce, perché anche la grandinata precoce effettivamente porta poi a dei danni nella parte iniziale, diciamo, del tralcio, nella parte, diciamo, più prossimale alla vite. Però in questo caso ovviamente la scartiamo perché siamo sicuri che nella nostra zona non ha grandinato, ma soprattutto in questo vigneto ancora meno, per cui da questo lato siamo sicuri. Dall'altra parte abbiamo questa vite che è stata colpita, ma qui attorno non abbiamo altre piante che hanno direttamente questi sintomi. Diciamo, abbiamo trovato alcuni ceppi sintomatici, ma un po' macchie di leopardo. Ovviamente quando abbiamo dei segni così da eventuale grandinata avremo comunque un'area molto più estesa e molte più piante colpite da queste cicatrici. Ecco, magari se volete scriverci nei commenti se già avete anche voi notato piante sintomatiche nella vostra zona. Ovviamente le scoriosi è una malattia storica, nel senso non è emersa oggi rispetto a qualche anno fa. Ovviamente piante sintomatiche le vedevamo già in altri impianti, però magari ci facevamo un po' meno caso. Diciamo che quest'anno ci stiamo un po' impegnando a mappare, a capire e a controllare meglio, dato che facciamo noi le potature in prima persona, vogliamo anche un po' memorizzare, ecco, gli appezzamenti dove sono più colpiti. Per cui se volete scriverci come è la vostra situazione dalle vostre zone ci fa piacere, in modo tale da condividere con voi anche questo aspetto. Ecco, poi stiamo un po' cercando anche noi di farci un'idea di dove sta colpendo un po' di più, di dove ci sono più piante sintomatiche, nonostante ci siano pochi ceppi. Ecco, non è che sia una situazione incredibile, però stiamo cercando un po' anche di capire un po' come si sta distribuendo, ecco, questa malattia. Ci stiamo accorgendo, almeno nella nostra azienda, che va a colpire forse di più quei vitigni a bacca nera, magari come in questo caso rondinella, e stiamo trovando più sintomi rispetto ad altri vitigni a bacca bianca, però non sappiamo se è solo un caso, se è una
coincidenza, ok, però insomma stiamo un po' capendo come si sta sviluppando almeno all'interno della nostra azienda. Ecco, praticamente in questo momento noi vediamo i tralci che sono colpiti da questo, questo fungo nella loro fase, di svernamento, perché questo fungo in questo momento appunto è all'interno dei tralci e si protegge per il periodo ovviamente più freddo. Poi con l'innalzamento di temperatura in primavera cosa succede? Che il germogliamento della pianta, la temperatura, magari delle piogge però più miti, primaverili, porta a farlo rinvenire, e quindi poi si va a localizzare, esce dal legno e va a localizzare, a colpire i nuovi germogli che presenteranno le gemme che abbiamo lasciato durante il periodo invernale. E in quel momento quindi il fungo si muove e crea appunto questi piccoli buchi, queste piccole fessure che poi piano piano daranno origine a delle cicatrici che poi porteremo ovviamente anche nel periodo invernale. Ovviamente ecco, la gestione del legno andrebbe fatta in modo particolare anche in questo caso per cercare di contenere questa malattia. Ecco, questa è un'altra pianta che presenta questi sintomi che ovviamente vogliamo farvi vedere. Insomma, vedete come anche in questo caso ci sono questi segni che possono essere, come dicevamo, confusi con eventi grandigeni in primavera, ma che in realtà appunto è da imputare, con queste cicatrici sono da imputare alle scoriosi. Noi comunque adesso stiamo potando le nostre viti, ovviamente, perché noi comunque in questo caso non andiamo a estirpare queste piante sintomatiche, cerchiamo magari di tenere dei tralci quello che è meno colpito dei due e cercare di portare a casa, ecco, la prossima annata. Noi cosa andremo a fare? Noi con la soluzione tecnica forse che sarebbe più efficace è questa, cioè è quella di gestire la pianta nell'inverno e in primavera andare a localizzare i trattamenti ovviamente in quello che sarà la fase del germogliamento, quindi non andremo a grandi volumi di acqua, ma andremo a localizzare, a mirare i trattamenti, a colpire il legno e i germogli nuovi, che ovviamente saranno appena mossi, e quindi anche magari un po' più precocemente, ancora quando sono appena gemme, e andremo a difendere la pianta da questo fungo utilizzando dei prodotti specifici che in realtà saranno dei prodotti che si possono usare anche generalmente che si usano contro la peronospora, ma che in etichetta riportano un dosaggio particolare specifico per le scoriosi, che generalmente è qualche dosaggio un po' più elevato, in genere. Ecco. C'erano dei trattamenti e dei prodotti magari un po' più specifici che si usavano comunque per la peronospora, ma erano anche molto efficaci contro le scoriosi, e parlandoci con i tecnici abbiamo capito che effettivamente da quando hanno tolto alcune di queste molecole si sta un po' appunto emergendo in maniera un po' più forte, come dicevamo, questa problematica. Quindi con le molecole che abbiamo a disposizione andremo a vedere quella che probabilmente sarà più efficace e studieremo un trattamento necessario proprio per andare a colpire nei vigneti che abbiamo visto che hanno più presenza di escoriosi, ecco, andremo a colpire queste viti. Ecco, anche questa è una vite che presenta questi sintomi, come si può vedere, insomma, da questi segni abbastanza eloquenti di escoriosi, ed è evidente come anche in questo caso, appunto, essendo nel stesso vigneto, questa pianta vada poi appunto gestita soprattutto nel periodo come dicevamo primaverile, proprio con un trattamento proprio per andare a combattere questa problematica. Ecco, forse anche questa eliminazione, ecco, di alcune molecole che usiamo per per appunto combattere alcune patologie come la peronospora, ecco, ha creato meno varietà all'interno dei trattamenti, ma ci si è spostati, almeno parliamo delle nostre zone, perché poi nell'Italia è molto diversa la situazione da zona a zona, ecco, ma nelle nostre zone ci sta un po' portando un po' mo' di cono a imbuto verso pochissime molecole che forse
non avendo un gran turnover tra loro magari creano anche forse fenomeni di resistenza, ma queste sono solo ipotesi, così che si faceva una chiacchierata anche con colleghi, si ipotizzava anche questa ipotesi, ecco. Quantunque non abbiamo adesso le basi scientifiche, ecco, per affermare una cosa, però era un discorso, ecco, che era stato fuori ed è un discorso effettivamente anche logico. Ecco, diciamo con una gestione fatta da noi in primo piano per quanto riguarda in prima persona le potature, quindi riusciamo a mappare un po' la situazione, riusciamo a capire quali sono le zone e i vitigni e i vigneti, gli appezzamenti che sono un po' più colpiti. Pensiamo che con dei buoni trattamenti nella fase di, diciamo appunto, di pre-germogliamento, germogliamento, insomma, penso che abbiamo le possibilità per contenere e combattere questa malattia. Ecco, diciamo che questa patologia rispetto magari a flavescenza dorata o maldellesca, le quali non hanno di fatto una cura specifica o comunque una cura efficace, diciamo è più un insieme. Per quanto riguarda le altre due patologie, appunto, hanno più un insieme di diciamo tecniche agronomiche da apportare. In questo caso sicuramente potature attente e trattamenti che sono ancora efficaci, per cui comunque abbiamo la speranza, ecco, di andare a combattere, ecco, questa malattia, come dicevamo. Poi chiaro, bisogna stare in campagna anche per chi magari non lavora direttamente ai campi, però affidarsi magari a delle figure tecniche come agronomi che possono poi portare e riferire eventuali situazioni di questo tipo di problemi, ovviamente. Ecco, abbiamo finito anche questo video. Come avete visto, abbiamo parlato, ecco, delle scoriosi, una delle fitopatologie, ecco, che colpisce la vite, e speriamo che vi sia piaciuto. Nel frattempo iscrivetevi al nostro canale, scriveteci commenti, scriveteci come siete messi voi con i lavori, come siete messi con appunto i lavori in campagna, e magari anche con questa situazione ci farebbe piacere, come abbiamo detto. Ecco, allora vi diamo appuntamento per venerdì prossimo con una nuova puntata.